qui a Sindia con Serenella Salis del cardoncello di Sindia, un ottimo fungo che abbiamo sulle nostre vetrine. Ma dietro questa produzione c'è un'azienda, c'è una famiglia, c'è un'azienda agricola conosciuta. Quindi Serenella, parlaci un po' della tua azienda, del modo con cui e la passione soprattutto che ci mettete nei vostri prodotti. Certo, allora la nostra azienda nasce tanto tempo fa con un'attività contadina molto rinomata. Diciamo che ci occupiamo all'interno della nostra azienda, l'abbiamo realizzata in maniera molto funzionale, perché ci occupiamo di dare servizi e prodotti. I nostri servizi constano dell'agriturismo, della fattoria didattica e sociale. Diamo una serie di offerte ai nostri clienti e in più offriamo i nostri prodotti. I nostri prodotti maggiormente sono i funghi, che li abbiamo freschi e anche trasformati. I nostri funghi nascono da una selezione accurata di un prodotto selvatico che viene riprodotto nelle stesse identiche caratteristiche di quello naturale. Lo vendiamo ad altre aziende che seguiamo con la nostra tecnica tramite substrati e poi vendiamo un fungo fresco che viene fuori dalle nostre serre. Voi avete affinato questa coltivazione, avete addirittura registrato Sì, abbiamo, la denominazione. certo, un marchio registrato, abbiamo fatto una selezione dei ceppi dell'azienda storica dove si sviluppano naturalmente nelle piante specifiche delle ringi, e dopodiché ne abbiamo fatto un marchio che appartiene alla nostra azienda e quindi un riconoscimento proprio a questo tipo di prodotto in questo tipo di zona, che è la zona del Marghine, dove una zona molto rinomata proprio per la produzione di ceppi di eringi e di ferula. Voi avete un agriturismo ovviamente. Sì, noi abbiamo un agriturismo dove comunque serviamo questo piatto, è il nostro piatto di punta, insieme a tutti i prodotti dell'azienda. Bene, io direi che questo è tutto e prossimamente su Sardo Sono, canale YouTube. Grazie.